faccia. Esce anche questa settimana il primo supereroe italiano, triestino, cioè proprio il primo supereroe, il ragazzo invisibile di Salvatore, che ovviamente noi per sapere di più, per avere più dettagli, abbiamo mandato il nostro inviato G-Max con Cinemax. Troppo giusti! Eccomi qua. Ci sei andato? Tutti amichetti oggi, oh. Che oggi bellezza. Oggi è una sacra Sì, puntata. sono andato mercoledì sera, questo film Ragazzo Invisibile, questo prodotto cross-mediale, cioè diciamo che oltre al film è stato fatto anche un fumetto e un romanzo, quindi proprio in stile Hollywood, proprio è stato impacchettato tutto quanto, sono andato, ti ho portato delle riprese, andiamo a vedere, vieni. Dunque, mercoledì sera, appunto, premiere del Ragazzo Invisibile, vedi, era tutto pronto, popcorn, hot dog, c'era un sacco di gente, un sacco di persone. Tutta famosa anche no? Anche, molti famosi, molti del cinema. Ma c'è famosa, sì, guarda. Calla, ecco. Sei tu? Mi vedi? Sì. Mi vedi? Sì, te vedevi. No, perché mi sono messo il costume dell'invisibile, non funziona. Non funzionava, infatti, no, vabbè. Si vedeva fin troppo. Vedi, c'era proprio tutto il cinema italiano, c'era, vedi, si complimentavano con Gabriele, con Salvatore, con il regista, vedi, erano tutti contenti, facevano grandi sorrisi, questi facevano altra roba, vabbè, ciao, vabbè, no, diciamo, però, che succede? Gli facevano tutti questi complimenti, però secondo me stavano tutti a rosicare. Perché? E stavano a rosicare, perché alla fine Salvatore ha fatto un film sui supereroi. Cioè, in Italia non è che capita spesso sta cosa, Cioè, tutti gli facevano i sorrisi, però la verità è che Salvatore ha fatto un film sul supereroe, cioè, figa. Beh, qui in Italia si fanno tutte queste commedie su amori sfigati, invece ecco qui, Ragazzo Invisibile, lo vedi? E poi un film per ragazzi, lo vedi, pieno di ragazzi, era tutti giovani, lo vedi? Non mi toccare la Marisa, non mi toccare la Marisa. Vabbè, comunque, il soggetto del film non è male, c'è un po' di tutto. C'è l'origine dell'eroe, ci sono i poteri, ci sono i mutanti, gli X-Men, no? Ci stanno i cattivi, sempre russi, non si capisce perché. Vabbè, però il problema è che Salvatore guarda sto supereroe bambino con la tenerezza del genitore invece che col fomento del quindicenne, cioè con la concezione di ammazza che figo più simile a quello di mia nonna che alla mia, per capirci, insomma. Infatti il massimo della coattaggine è andare nello spogliatoio femminile e dare vita a una delle scene più ammoscianti mai viste, tra quelle che coinvolgono docce e scolaresche nude. Alla fine era più supereroe Pierino. Quindi, per concludere, operazione molto coraggiosa, ma se quando esci da un film Marvel, The Iron Man, Thor e Hulk, c'hai il fomento che vuoi spacca tutto, quando esci, insomma, da Ragazzo Invisibile, al massimo te vi voglia di scomparire, ecco. Ma sei stato crudelissimo! No, è carino, diciamo, però diciamo non è un film sui supereroi, secondo me, anche perché sto pischello, insomma, i supereroi c'ha poco. Abbiamo fatto anche noi, Argos. Grande Argos. E poi Normal Man avete fatto voi. Sì, però insieme abbiamo fatto Argos. Argos è qui proprio ambientata all'Euro. sì. È che l'uomo invisibile ci fai poco. Vabbè, però è un primo tentativo, io intanto devo andarlo a vedere, quindi non ditemi niente. È un tentativo più che altro di non fare il film che parli del il coming out di un gay o la disoccupazione o quello che non riesce a dire alla moglie, cioè le solite tematiche italiane. Infatti va premiata l'idea, va premiato veramente tanto il fatto che sia un film di genere, effettivamente, che in Italia veramente eravamo i maestri dei film di genere, però... E poi io tra l'altro ho portato proprio il pupazzetto del Ragazzo Invisibile. Madonna, ma le figure, ma guardate, io intanto ringrazio e saluto i nostri ospiti. Paola Minaccioni, grazie per essere stata con noi. Pedro, buonissimo Pedro, incredibilmente buono. Lillo e Greg, e Francesco Mandelli, ovviamente Marco Giusti. Noi vi vogliamo lasciare a Buon Natale e Buon Anno per ricordare, per omaggiare l'incredibile, la straordinaria Virna Lisi che è venuta a mancare proprio ieri. Quindi dopo di noi andrà in onda questo film, voi ricordatevi di iscriverci sul nostro profilo ufficiale Troppo Giusti Rai di Twitter e usare l'hashtag TGiusti. Noi ci vediamo settimana prossima e non fatevi troppi film. Grazie. Troppo giusti, se ti piace questa roba benvenuto nel club. Troppo giusti.